produzione più mercati, non conosce crisi il mondo del prosecco che non teme i dazi. A Conegliano continua il dialogo tra i consorzi con l'obiettivo di raggiungere il miliardo di bottiglie. Aggredito, minacciato e picchiato, vittima il titolare del kebab di via Roma, processo immediato per i responsabili, 2 fratelli marocchini. È Sara Pasqualin, la nuova segretaria della CGIL di Treviso, eletta nel pomeriggio dopo le dimissioni di Mauro Visentin a seguito del caso Barbiero. Obiettivo: traghettare il sindacato verso il congresso provinciale. Ricoveri di interventi chirurgici non urgenti ridotti del 10% negli ospedali trevigiani per consentire le ferie al personale sanitario. A settembre si tornerà a regime con l'obiettivo di smaltire entro l'anno le liste d'attesa. Una sfida difficile, ma Giovanni Manildo può farcela. Tra i candidati dei Dem trevigiani alle regionali, la prima volta della storica esponente del PD cittadino Antonella Tocchetto. Per la Lega il Veneto è cruciale, se Meloni non cede sul candidato si rischia una crisi di governo, mentre il tavolo nazionale del centrodestra slitta ancora l'analisi del giornalista David Parenzo ieri sera a Ring. Pioggia di critiche sui social, ma non cambiano idea i titolari della pasticceria di Oderzo, finita sotto i riflettori per la scelta di far pagare un extra di 10 centesimi per tagliare a metà la brioche. A Resana grande festa per una coppia che ha festeggiato i 70 anni di matrimonio, un record per il paese e per l'intera Marca trevigiana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Più terreni, più produzione, più mercati, non conosce crisi il mondo del prosecco che non teme i dazi con gli Stati Uniti. A Conegliano continua il dialogo tra consorzi con l'obiettivo di raggiungere il miliardo di bottiglie del vino più venduto al mondo. Se vogliamo avere il dato di oggi, la denominazione Conegliano Valdobbiadene sta crescendo quasi del 9%. Siamo estremamente soddisfatti per i risultati che abbiamo acquisito in questi primi 7 mesi, siamo più 5-7%. Siamo in linea con l'anno scorso, come dico sempre, vincere i campionati è già difficile, rivincerli è difficilissimo, ripetersi è difficilissimo. I dati parlano chiaro, il Prosecco continua a vincere il campionato mondiale dei vini in tutti i continenti e lo dimostrano i dati comunicati nel corso della serata organizzata al Cerletti di Conegliano dalla CE di Treviso. È giusto anche sentire i pareri e le opinioni di diversi consorzi sulle sfide che ci sono al giorno d'oggi, ma anche sulle prospettive future. E la prima prospettiva è legata ai dazi, al momento ancora in bilico tra lo 0 e il 15%. E anche fossero, ha sottolineato il presidente della DOC Guidolin, di certo non fermeranno i consumi degli americani, che comunque sono il primo mercato, seguito da Italia e Regno Unito. La bottiglia arriva in dogana chi 4 euro, chi 5 euro, dai 50 ai 0,75, 0,50, 0,75 centesimi a bottiglia. L'aumento per i dazi. L'aumento per i dazi. E comunque non c'è solo l'America. Siamo già in Giappone, già da 2 anni, quest'anno addirittura lanceremo una ricerca anche all'interno del Messico, che sembra essere un paese dove l'asilo c'è già e vogliamo aumentare anche la nostra presenza. Ma è negli ettolitri di produzione che si è compreso come il vero obiettivo del mondo prosecco sarà superare il miliardo di bottiglie, con la DOC che a grande richiesta mondiale aumenta ulteriormente gli ettari di produzione. Abbiamo avviato alla Regione il provvedimento di 6.900 ettari di attingimento straordinario che serve per avere una produzione 2025 di 5.030.000 ettolitri e le bottiglie potremo arrivare ai 680 milioni di bottiglie. Quanti ettolitri pensate di produrre? No, gli ettolitri che noi produrremo saranno sempre i medesimi, circa 700.000, diciamo così. 32.450.000 bottiglie al 31 dicembre 24. Se arriviamo a ripetere i 32 milioni anche nel 25 è già un successo. Presente all'incontro anche Francesco Drusian, capofila delle 250 cantine all'interno della DOCG superiore che si stanno costituendo in comitato. E a questa fronda il presidente Adami ha voluto rispondere così. Sono a disposizione per il dialogo e le scelte che faremo saranno fatte se condivise non dalla maggioranza, da una grande maggioranza dei produttori.
La cronaca, ricerche in corso dei carabinieri dopo che i familiari hanno denunciato la scomparsa del 45enne di Ponzano, Guido Ferriani. L'uomo è alto circa 1,83 m, di corporatura media, carnagione chiara, capelli biondi, corti e occhi azzurri. Si è allontanato dalla propria abitazione nella mattinata di ieri a bordo della propria vettura, una Ford Focus Station Wagon di colore grigio scuro, targata DW695J. facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni neri, camicia blu a maniche lunghe. Chiunque lo ha visto o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Aggredito, minacciato e picchiato, vittima il titolare del kebab di via Roma, processo immediato per i responsabili, 2 fratelli marocchini. Si dovranno presentare davanti al giudice il prossimo 8 settembre per il processo con il rito immediato i 2 fratelli nordafricani, 33 e 34 anni, accusati a vario titolo di stalking, lesioni personali aggravate e violazione del daspo imposto dal questore di Treviso. Sarebbero loro, difesi dall'avvocato Alessandra Nava, ad aver reso la vita un inferno al titolare dell'Istanbul City Kebab di via Roma Treviso. Tutto era scoppiato qualche mese fa. Dopo alcuni battibecchi, i 2 erano passati alle vie di fatto, insultato, aggredito, minacciato fino a picchiarlo. In un'occasione avrebbero addirittura alzato le mani sul figlio piccolo del titolare del kebab. Non solo, ma i fratelli avevano il divieto di accesso alla zona rossa, divieto che non avevano neppure rispettato, tornando ad insultare la vittima. Sul posto era intervenuta la polizia che a fatica aveva bloccato i 2 portandoli in questura, dove avevano reagito aggredendo anche gli agenti. Arrestati entrambi erano finiti ai domiciliari. Fiamme ieri sera in un fienile adiacente ad un'abitazione, l'intervento dei vigili del fuoco in via Passerella nel comune di Castelfranco Veneto, diverse squadre sul posto supportate dall'autoscala della sede centrale di Treviso hanno provveduto a spegnere l'incendio evitandone la propagazione ai fabbricati adiacenti. Sul posto presenti anche i carabinieri di Castelfranco e il sindaco Marcon. L'intervento si è concluso intorno all'1:30 di notte. Truffa sui fondi PNRR che ha visto nei giorni scorsi l'arresto ai domiciliari di un noto imprenditore padovano. Su disposizione della Procura europea, la Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 486.000 euro, coinvolte nell'inchiesta anche 2 società trevigiane. Truffe sui finanziamenti pubblici. Proseguono le indagini della Guardia di Finanza che hanno coinvolto 11 uomini d'affari, tra i quali un noto imprenditore padovano che si autodefiniva business angel, finito ai domiciliari nei giorni scorsi. Con una serie di operazioni tra Treviso, Venezia, Padova, Brescia e la Puglia, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo della Procura europea. 486.000 euro, i fondi PNRR ottenuti in maniera fraudolenta dal principale indagato ed altre 5 persone. I finanziamenti percepiti illecitamente erano destinati a piccole e medie imprese o società a media capitalizzazione finalizzati ad agevolare la transizione digitale. In questo caso, per ottenere i finanziamenti, gli indagati avevano presentato elementi non rispondenti al vero. In particolare la presenza di una sede operativa delle società nel sud Italia, una patrimonializzazione adeguata delle società percettrici dei contributi pubblici in realtà inesistente, tanto è vero che le società sono state poi immediatamente poste in liquidazione giudiziaria, nonché la realizzazione di un software che avrebbe permesso di ottimizzare i processi di lavoro e la gestione delle commesse, che non è stato mai realizzato. Tutti i finanziamenti sono stati malversati, cioè utilizzati per altri scopi rispetto a quelli per i quali erano stati erogati. Parte di questi finanziamenti sono stati utilizzati per illecito arricchimento degli indagati, nonché per far fronte ai debiti precedentemente contratti con delle altre società appartenenti al gruppo di fatto. Dal finto tecnico del gas al falso incidente fino alle più sofisticate tecniche delle telefonate con la voce clonata di un familiare, l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani è sempre più diffuso, soprattutto d'estate. La Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione.
Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti. Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote. In casa, al telefono, al supermercato, per la strada, le truffe ai danni dei soggetti deboli, soprattutto anziani, sono sempre più frequenti ed estate, quando figli e parenti partono per le vacanze, gli anziani che restano soli sono molto più esposti ai tentativi di raggiro. In questi giorni la Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione di questo fenomeno tanto odioso, proprio perché prende di mira le persone più indifese, carpendone la fiducia o colpendole negli affetti. Penso anzi che la prevenzione sia la parola chiave. Se è vero che i truffatori ricorrono a tecniche sempre più insidiose, è anche vero che sono sempre più gli anziani che capiscono di essere vittime di raggiri e chiamano immediatamente le forze di polizia. La casistica delle truffe è molto varia, si va dalle tecniche ormai collaudate a quelle più sofisticate, rese possibili dalle nuove tecnologie. La tecnica del finto incidente, cioè il parente coinvolto, il figlio e il nipote coinvolti in un incidente stradale, la tecnica del tecnico del gas che deve fare degli accertamenti urgenti e delle volte anche utilizzando abiti simili a quelli della polizia o dei carabinieri o di altre istituzioni pubbliche, e tecniche sempre più evolute come per esempio anche la clonazione della voce di parenti. Proprio per questo è importante portare avanti queste campagne di sensibilizzazione. La raccomandazione è quella di diffidare sempre e non esitare a chiamare le forze dell'ordine. Il consiglio è quello di bloccare immediatamente la comunicazione, non aprire chiaramente la porta qualora non si tratti di truffe telefoniche ma di truffe a domicilio, e contattare in caso di dubbio immediatamente le forze di polizia, che sanno sicuramente offrire una risposta sicura ai cittadini. E Sara Pasqualin, la nuova segretaria della CGIL di Treviso, eletta questo pomeriggio all'Assemblea in via Dandolo, elezioni che si erano rese necessarie dopo le dimissioni di Mauro Visentin a seguito del caso Barbiero. Il patto che oggi io vi chiedo è che i confronti e le discussioni vengano fatti esclusivamente tra di noi. Richiama subito all'unità Sara Pasqualin, la nuova segretaria della CGIL trevigiana, eletta dopo le dimissioni di Mauro Visentin, che ha rimesso il mandato a seguito del caso Barbiero. Eletta con 44 voti favorevoli e 23 contrari, Pasqualin avrà il compito difficile di traghettare la CGIL verso la fase congressuale che sarà avviata nella seconda metà del 2026. Dopo Carmen Buongiorno agli inizi degli anni '80, allo scranno più alto del sindacato viene eletta dunque una donna per governare una fase politicamente complessa anche per quelli che saranno i prossimi impegni nazionali. La Pasqualin, classe 79, delegata RSU della vertenza Gatorade di Silea, mette in evidenza da subito il piglio combattivo e il carattere determinato. Approdata in CGIL come funzionaria della FLAI trevigiana e in segreteria regionale di categoria, dal 2016 guiderà i lavoratori dell'agricoltura e dell'industria alimentare. Fino al 2023 è stata anche membro della segreteria confederale, ricoprendo l'incarico di segretaria organizzativa della Camera del Lavoro. Poi il passaggio al sindacato dei pensionati. Donna d'esperienza, quindi, le cui prime parole sono state per il dimissionario Visentin, che ha definito uomo di organizzazione, la cui decisione conferma la volontà esclusiva di fare il bene della CGIL e di aver incarnato profondamente il ruolo per il quale è stato per 2 mandati chiamato a svolgere. E poi ha concluso richiamandosi ancora all'unità. Ribadisco quello che ho detto in relazione, ci proviamo assieme. La porta della CGIL è aperta per tutti e tutte. La sanità ora, ricoveri e interventi chirurgici non urgenti naturalmente ridotti del 10% negli ospedali trevigiani per consentire le ferie al personale sanitario. A settembre si tornerà a regime con l'obiettivo di smaltire entro fine anno le liste d'attesa. Riduzione dei ricoveri e degli interventi chirurgici negli ospedali dell'ULSS 2 della Marca trevigiana. Anche medici e personale sanitario, dopo un anno di lavoro particolarmente impegnativo e stressante, vanno in vacanza. Il piano ferie dell'azienda, concordato anche con i sindacati per garantire le canoniche 2 settimane di riposo, anche quest'anno impatta sull'attività ospedaliera.
Siamo in riduzione sia con le sale operatorie, abbiamo ridotto qualche sala operatoria in modo tale da favorire i nostri collaboratori, sia abbiamo ridotto ovviamente i posti letto in modo tale da poter garantire anche a chi segue le degenze, quindi i ricoveri, di poter farsi i loro 15 giorni di ferie. La riduzione è di circa il 10% sia per i ricoveri che per gli interventi chirurgici. Le due cose nell'area chirurgica sono collegate ovviamente, quindi 10% di riduzione di posti letto, 10% di riduzione di sale operatorie. Nel periodo che va, chiaramente, chiariamolo, luglio fino ad agosto, per poi a settembre riprendere ovviamente, perché dobbiamo sempre e comunque aggredire le liste d'attesa. L'obiettivo resta quello di azzerare le liste d'attesa entro fine anno. Per la specialistica questo non crea nessun tipo di problema. Per gli interventi chirurgici, anche l'obiettivo delle cataratte che dovevamo ridurle siamo riusciti, adesso entro fine anno dobbiamo arrivare, come ci eravamo promesso, a 3 mesi per fare le cataratte, quindi oculistica. Credo che su questo piano siamo d'accordo con i nostri professionisti, che ringrazio sempre, e dovremmo ottenere il risultato. La politica, ora Paolo Galeano e Antonella Tocchetto guidano la corsa trevigiana del PD nella coalizione di centrosinistra compatta intorno ai temi da proporre ai veneti e determinata a vincere. Uno dei temi con cui Giovanni è partito sabato mattina al Parco Gli Alberi Parlanti è quello dei giovani, dove ieri veniva sottolineato come in provincia di Treviso nel 2024 2000 giovani, mi pare fra i 18 e i 25, 18 e 35 non ricordo, laureati, studiati, tutto quanto, hanno preso e hanno deciso che per il loro futuro era meglio investire in un territorio diverso dalla provincia di Treviso e dal Veneto. E questa è una delle emergenze, delle criticità, perché noi prepariamo delle persone in maniera anche buona, a cui non riusciamo a garantire prospettive serene che loro appunto scelgono come futuro per la loro vita. Mentre il centrodestra ancora non offre l'avversario a Giovanni Manildo, né il giorno in cui si voterà, la controparte già lavora sui temi, il territorio, i diritti, mette il dito nella piaga dei giovani che fuggono dalla regione e cita gli altri nodi. E quello dei giovani è uno dei temi, ma a cui è collegato quello dell'urbanistica, del consumo di suolo, della programmazione che noi facciamo sul territorio per gli investimenti che vogliamo attrarre. Un centrosinistra che ha già fatto i nomi di chi correrà insieme a Manildo nel PD, tra cui anche quello di Antonella Tocchetto, storica militante trevigiana alla prima chiamata importante. Sono rimasta sorpresa anch'io, nel senso che io ho sempre corso per il Consiglio Comunale, ma ho sempre corso per il partito e la mia attività è per promuovere le idee del partito. Sono contenta che mi abbiano candidato, spero che tutto il partito di Treviso mi sostenga, lavorerò molto sia a Treviso che in provincia insieme a Paolo Galeano e a tutti gli altri e speriamo veramente che sia la volta buona per il centrosinistra, che Manildo ce la possa fare e finalmente si cambia una pagina del Veneto. Una candidatura che sarà ad effetto sorpresa, consapevole delle difficoltà. Girando per Treviso qualcuno dice finalmente avvocato l'hanno candidata, per il resto in provincia di Treviso bisognerà molto lavorare perché non è che siamo tanto conosciuti, non sarà facilissimo, sarà una campagna molto dura ma è molto entusiasmante. Prima uscita per la consigliera comunale l'11 agosto prossimo con gli agricoltori dell'Opitergino Mottense. Attesa per il nuovo tavolo nazionale del centrodestra sul candidato per le elezioni regionali in Veneto, che slitta ancora. Ieri sera a Ring l'analisi del giornalista David Parenzo, ideatore e conduttore della rassegna politica Piazza Asiago, in onda in questi giorni sull'altopiano. È chiaro che se la Lega perde il Veneto perde una parte essenziale della propria, non dico elettorato anche, ma della propria identità. Cioè, per la Lega è impensabile non avere il Veneto. Per Meloni è importante però mettere uno zampino forte al nord. Tu il paese non lo governi se non sei al nord. E infatti perché la sinistra non governa? Perché in genere è mai riuscita a governare una sola importante regione del nord. Voglio dire Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte. Il Piemonte c'è.
Il fronte del nord sta tutto in mano al centrodestra. Il Veneto è un grande laboratorio politico, lo è sempre stato, lo era quando c'era la DC, lo è stato quando è nata la Lega e lo sarà ancora a queste elezioni, perché sarà un test anche per il governo. Cioè non dare alla Lega il Veneto vorrebbe dire vorrebbe dire che Meloni getta un guanto di sfida alla Lega. Secondo me se non gli dà il Veneto rischia la crisi di governo. Questa è la mia anticipazione, secondo me. Però può essere che vinca con Speranzoni il braccio di ferro e dica: Salvini dove va senza di noi? Cioè Salvini è in grado in questo momento. Io penso che la Lega deve avere il Veneto. Se non ce l'ha gli fa un casino a Giorgia Meloni. Credo. Salvini però sa che Meloni è molto forte. Cioè se Salvini va a vedere i dati elettorali vede che ormai Fratelli d'Italia, come ti dicevo prima, in Lombardia e in Veneto è già una forza consistente. Cioè, e quindi questo dovrebbe far riflettere in qualche modo Salvini nel non tirare troppo la corda. Cambiamo argomento, andiamo a Oderzo. Non cambiano idea, convinti della loro scelta da qualche giorno. I titolari della pasticceria Odri non leggono più i social, dove sono piovute critiche da tutta Italia per la scelta di far pagare un extra per tagliare a metà la brioche acquistata da una cliente. No, non siamo assolutamente pentiti di quello che stiamo portando avanti con cognizione di causa. È stata una scelta imprenditoriale molto tranquilla. La decisione è presa e non si torna indietro. Vanno avanti convinti della loro scelta i titolari della pasticceria di Oderzo, madre e figlio, che hanno ricevuto pesanti critiche sui social dopo aver deciso di inserire nello scontrino un costo extra di 10 centesimi nel caso il cliente chieda di tagliare in due la brioche acquistata. Non è in realtà una semplice brioche già farcita tagliata, ma è in realtà una brioche artigianale, lo sottolineo perché c'è tanto lavoro sotto. Diciamo che la farcitura è pari sia da un lato che dall'altro, quindi il cliente non si può lamentare e a maggior ragione abbiamo pensato di dare precedenza al servizio piuttosto che appunto a un semplice taglio. All'inizio la prendi sempre un po' così, un po' male, poi in realtà è talmente grossa la cosa che o ti abitui oppure non fai. Quindi adesso ci abbiamo riso sopra, abbiamo fatto anche qualche post ironico e se a qualcuno proprio non piace la nostra scelta, pace. Sono 10 centesimi, quindi 5 a testa. No? Solidarietà da clienti, concorrenti, ma anche accuse sui social con commenti arrivati da tutta Italia. Eppure tagliare una brioche più grande della media, ci spiegano, richiede un certo tempo, l'utilizzo di un altro piatto, non arricchisce i titolari, non è obbligatorio per i clienti e poi è tutto segnato in modo trasparente nello scontrino, una forma di rispetto poi per chi lavora nel locale. Lo mettiamo in scontrino come in realtà facciamo tutto quanto e poi comunque è anche giusto tutelare il lavoro delle persone che poi vanno a tagliarle, che sono dipendenti. Quando hai 2 o 3 attività con 15-20 persone, 15 centesimi magari non ti fanno diventare ricco, però comunque ti aiutano a contribuire in maniera onesta e puntuale con i collaboratori. E la decisione di far pagare 10 centesimi per tagliare la brioche fa discutere anche a Oderzo tra clienti, turisti e residenti. Purché sia scritto, tutto là. È un servizio, se è scritto non ci sono problemi, se non è scritto uno può anche interpretare in maniera diversa. È una cosa assurda da parte dei clienti lamentarsi per 10 centesimi, anche perché è un servizio che viene offerto in più, cioè. Assurdo, assolutamente, veramente. Siamo arrivati proprio al limite. Non dovrebbero chiederli. No, assolutamente. È una cosa naturale, scontata. Non bene per niente, perché un taglio credo che costi niente. Io non so cosa dire perché posso capire sia l'uno che l'altro. È imbarazzante per tutti, direi, però. Ma queste critiche così pesanti sui social? Io non approvo queste critiche. Se uno deve dire qualcosa lo dica nel posto dove si trova. È un tipo di servizio in più che ci sta, che venga fatto pagare. Quello che colpisce sono le critiche sui social. Una diatriba. Alla gente piace criticare per il gusto di essere, per il piacere di essere visibili online spesso, per cui lascia il tempo che trova. Se una brioche costa 80 centesimi, ok, rincarare il prezzo di 10 centesimi in più, ma in alternativa no.
perché se ne guadagni già nel prezzo, ma quella è proprio... 10 centesimi, se a me li metto, li pago. Se uno non vuole pagare non si farà tagliare la brioche. Per me è sbagliato, perché per 10 centesimi a tagliarti un brioche per me non è una cosa più bella. Ho appena speso 5.000 euro di denti. Quindi i 10 centesimi della brioche sono l'ultimo dei suoi... Poca proprio. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. Dopo le tappe friulane di Gemona e Codroipo, la staffetta per il clima COP30 Bike Ride ha fatto tappa stamane a Treviso. Sono arrivati in Italia entrando da Gorizia, passando poi per Codroipo e Pordenone, prima di ripartire per Padova lungo lo Stiglia. Gli staffettisti italiani che partecipano alla COP30 Bike Ride per arrivare a Belém, in Brasile, in novembre e partecipare alla conferenza delle parti voluta dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Insieme a loro anche tutti i ciclisti delle FIAB nazionali, semplici appassionati o sostenitori di una giustizia climatica che mai come oggi è necessaria. Ma non solo, dove passano loro c'è anche l'impegno delle istituzioni. A Treviso il sindaco Conte ha firmato una lettera di impegno in 10 punti per rendere la città più ciclabile e pedonale. La firma di questi 10 punti, che è un impegno importante per quanto riguarda la promozione della mobilità dolce e della vivibilità della città. Un processo anche per rendere le città più ciclabili, per scoprire nuovi mondi. Attraverso le FIAB locali poi ovviamente c'è stata un'adesione entusiasta, perché le FIAB locali sono felicissime anche di far scoprire agli staffettisti i loro territori. Ciao, sono Flavio Bigaton di FIAB Pordenone. Consegno il banner di COP30 Bike Ride alla amica Paola Bruttocao della FIAB di Treviso. Dietro a tutto questo l'idea che i ciclisti debbano farsi promotori di una ciclomobilità a livello mondiale. La staffetta è partita infatti a maggio da Baku, in Azerbaigian. Ci siamo fermati il 26 di luglio, siamo arrivati, il 27 di luglio siamo andati a Codroipo, a Villa Manin, e il 28 di luglio siamo arrivati a Pordenone. Treviso ci ha accolto benissimo. Ieri abbiamo fatto la proiezione del film COP29 Bike Ride, l'edizione dell'anno scorso, e abbiamo avuto un dibattito, ci sono state fatte delle torte, c'è tanta gentilezza, diciamo. Tra i partecipanti anche Alberto Fiorin, uno storico appassionato ciclonauta che non poteva mancare. La conferenza mondiale sul clima è un momento importante di decisioni, e le decisioni bisogna anche un po' spingerle, bisogna dimostrare che ci sono delle persone che ritengono importante utilizzare mezzi alternativi per ridurre il traffico. Anima della staffetta è anche l'olandese Jolijn Schorel, che lo scorso anno arrivò a Baku partendo da Parigi, che ci ricorda come la bici sia anche veicolo di felicità e condivisione, oltre che di salute. Giubileo dei giovani dopo la partenza di ieri in pullman per 400 ragazzi della diocesi di Treviso. Oggi a Roma è stata una giornata di riflessioni in gruppo. Stamane la catechesi guidata dal vescovo di Vicenza, Brugnotto, ai pellegrini delle diocesi di Treviso e Vicenza, che stanno vivendo insieme in una sorta di gemellaggio questa esperienza di amicizia e di fede. Sabato sera i ragazzi parteciperanno a Tor Vergata alla veglia di preghiera con Papa Leone e domenica mattina assisteranno alla messa conclusiva celebrata dal Pontefice. Giornata speciale quella di oggi per la comunità di Resana, dove due coniugi ultra novantenni hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio. Anna il primo, qual è il segreto della felicità per stare 70 anni assieme? Cominciamo con Anna. Avere un marito che sopporta tanto. Avere amore, come si dice, rispetto e volontà. Questa è la ricetta per condividere una vita, perché 70 anni è una vita e la loro è iniziata nel 1955 a Ginevra. Lei, Anna Negro, 19enne di Pero di Breda di Piave, arriva in Svizzera seguendo i fratelli. Lui, il primo Boaron, 4 anni più vecchio, era partito da Resana per andare a servizio presso una famiglia benestante. Due trevisani che mai si sarebbero incontrati se non fossero emigrati a catar fortuna.
Galeotto fu un incontro organizzato proprio dalla sorella di Anna. Avevo la sua sorella che lavorava vicino a me e diceva: c'è una sorella che è a Roma ma viene qui, te la rappresento. E era il mese di agosto, è venuta lì con questa biondina, magrolina, birichina, e dopo un giorno ero dietro sul treno a venire a votare e l'ho vista alla stazione. E dopo ci siamo trovati e il nostro primo abbraccio è stato la notte di Natale. 5 mesi per scambiarsi il primo bacio e altri 11 per dirsi sì davanti all'altare. Si aveva voglia di vivere assieme, si sentiva l'amore che io avevo un buon posto di lavoro, l'ho lasciato per sposarmi e vivere assieme. E da lì ogni giorno, sempre insieme, anche al lavoro. Ho lavorato con una banca 4 anni. Abbiamo lavorato insieme, io facevo il triste, un po' di tutto. E dopo ho trovato un posto all'ambasciata inglese all'ONU e c'era il padrone che mi diceva: ma come fa Primo e Anna ad andare d'accordo così che non vesticciano mai? Tutto il giorno insieme. Poi il ritorno oltre 40 anni fa nella Marca, in quella casa del Colmello di San Marco a Resana. E anche oggi, davanti a parenti e il sindaco, come ogni giorno, sempre le stesse attenzioni. Anche alla notte non si dorme, prima si dà un bacetto, si tiene la mano. Alla notte, quando si sveglia delle volte, io sento: guarda se sono coperta, l'inverno se no mi copre. È ancora innamorata sto qua? Sì. E lei? Anch'io. E dall'alto di questo amore che dura da più di 70 anni, l'indicazione ai giovani che cercano questo sentimento. Prima cosa, non sposarsi se non si vuol bene. Bisogna essere innamorati, se no non si sposa. E dopo naturalmente ci vuole tanta pazienza, bisogna fare sacrifici perché non è sempre facile, specie io che sono un po' nervosa. Lui è molto buono. Infine per Anna bastano solo 2 parole per riassumere 70 anni insieme. Rendersi cura uno dell'altro e aver molto rispetto uno dell'altro. E tanti auguri a Anna e Primo. Noi ora siamo alla pagina dello sport, rugby, uno dei nuovi volti del Benetton di quest'anno viene dalle isole Samoa. Ha 30 anni e vuole aiutare i giovani a crescere mettendo a disposizione la sua esperienza maturata in Francia e in Inghilterra. Prima amichevole della squadra il 12 settembre a Monigo contro i Black Lions georgiani. Terza settimana di allenamenti per il Benetton, al termine della quale i Leoni riposeranno fino all'11 agosto, ancora priva dei nazionali italiani, argentini, samoani e tongani della rosa impegnati nei test di luglio. Già in campo invece la new entry Sotala Fasoo, samoano di origine neozelandese. Sono molto felice. I compagni sono stati molto accoglienti, lo stesso posso dire dello staff. Qui la struttura è grande e molti tifosi vengono a vederci durante gli allenamenti. Tutti sono molto carini e mi fanno sentire a mio agio. Prestigiosi gli ultimi club della sua carriera: Parigi, Brive, London Irish, Perpignan, ma dopo i campionati francese e inglese, per il numero 8 di 1,95 m per 130 kg, giocare nell'Urk sarà un debutto. È una competizione tutta nuova per me, ma alla fine il rugby è pur sempre il rugby in qualsiasi campionato. Sicuramente voglio provare a fare ciò che mi riesce meglio, ad aiutare i miei compagni al massimo. Non vedo l'ora di conoscere questo nuovo torneo. Arrivato a Treviso da 2 stagioni in Francia con Perpignan e attualmente nel giro della nazionale samoana, il trentenne con laurea in arte all'Università di Auckland ha obiettivi chiari. Personalmente vorrei giocare al meglio delle mie possibilità. Ogni volta che avrò l'opportunità di giocare voglio sfruttarla al meglio. Poi voglio aiutare il club a crescere. Per quanto riguarda i traguardi di squadra, penso che il nostro obiettivo sia quello di cercare di vincere ogni partita. Primo appuntamento venerdì 12 settembre a Monigo per un amichevole contro i Black Lions, squadra georgiana. Poi seconda amichevole a Londra contro gli Harlequins e il 27 settembre primo turno di Urk in Irlanda contro Connacht. Ora le notizie dal Bellunese. Controlli serrati in tutta la provincia di Belluno. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno passato al setaccio cantieri, ristoranti e officine.
Sicurezza e regolarità nei luoghi di lavoro, una raffica di controlli e il conto è salato. Nel Bellunese i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro con il supporto delle stazioni dell'Arma stanno battendo a palmo il territorio. Edilizia, ristorazione, commercio. 10 le aziende multate, 4 sospese e sanzioni per 100.000 euro. Nei cantieri dell'Alto Cadore e dell'Agordino la situazione è grave, ponteggi insicuri, zero documentazione, operai esposti al rischio di cadute. Lo stop immediato è arrivato per 4 imprese. In un caso mancava perfino la patente a crediti che è obbligatoria da ottobre per operare in cantiere. Non va meglio nel Basso Feltrino. In un ristorante i militari hanno trovato un lavoratore in nero in piena attività senza alcuna tutela. Il lavoratore è stato sorpreso nella cucina del locale, intento nella preparazione dei piatti. I controlli hanno toccato comuni da Allega, Feltre, da Limana a Cortina. Violazioni ovunque, mancata formazione, assenza del responsabile sicurezza, impianti di videosorveglianza non autorizzati. Un quadro allarmante che accende i riflettori sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori. Le ispezioni andranno avanti per tutta l'estate con attenzione massima ai settori più a rischio, infortuni e lavoro sommerso. È scontro aperto a Belluno sulla realizzazione di un nuovo supermercato nell'area ex Agip a Baldenic. Domani in Consiglio Comunale approda la petizione popolare con 800 firme contrarie, ma subito dopo si voterà la variante urbanistica che potrebbe dare il via libera definitivo. La misura è colma. A Baldenic, quartiere più popoloso di Belluno, i cittadini non vogliono un nuovo supermercato, lo hanno detto chiaramente con una petizione che ha raccolto oltre 800 firme e lo hanno sottolineato durante l'incontro pubblico dove il sindaco è stato ripetutamente interrotto da fischi e contestazioni. E se non vige il rispetto, tutto quello che ci siamo detti non vale nulla. Io credo che siamo tutte persone civili, persone che sanno mantenere un rispetto e bisogna essere rispettosi delle istituzioni, dei cittadini, delle frazioni, di tutto quello che serve. In questa assemblea mi sembra che fino a questo momento non è stato così. Per quanto riguarda invece le provocazioni e capofrazione, che tali sono, non rispondo perché l'assemblea pubblica risponde alle provocazioni, falsità, cioè credo che veramente chi dice queste cose si prenderà le proprie responsabilità. Il sindaco ha risposto così al capofrazione Luigi Filippo Daniele, che ha fatto la sintesi dell'iter che sta portando con molta probabilità a dare il via libera ad Acil per realizzare un nuovo supermercato nell'area ex Agip. Nella delibera del 2022 non si parla mai di supermercato, ma di piano di recupero degli immobili e di rigenerazione urbana, e con la giunta De Pellegrin che origina il progetto commerciale, ha affermato Daniele. All'attuale giunta la richiesta dell'ex sindaco Giovanni Crema: fermatevi, ha detto, se dite di sì agli interessi del privato violerete i sacrosanti interessi pubblici già colpiti da una dissennata urbanizzazione di quella zona negli ultimi 25 anni. Definitivo l'intervento di Livio Viel, avvocato ed ex assessore all'urbanistica. Se noi abbiamo messo il vincolo in costanza di destinazione urbanistica dell'ENI, non vedo perché voi, in assenza di una destinazione urbanistica in atto, dovete trasformare quella zona bianca in una zona destinata al supermercato. Applausi scroscianti a Viel dalla platea riunita al Don Bosco. L'ex assessore l'ha detto a chiare lettere: state subendo l'iniziativa del privato. È stata a un prezzo, perché quell'area era bianca. Non si chiama urbanistica, questa cosa si chiama speculazione. Ma la Giunta tira dritto e si prepara l'esame del Consiglio Comunale. Al momento nessun dietrofront. L'esito del voto è appeso a un filo, mentre il clima in città si è fatto incandescente. Sindaco, se lo fa, lei avrà la cittadinanza dietro di sé. Chi durante l'estate va sul Nevegale bene lo sappia, i parcheggi sono diventati blu, ma per il momento rimangono gratuiti. Nevegale, 127 posteggi sono diventati blu, 96 restano bianchi.
Linee blu vuol dire che diventeranno a pagamento e il comune di Belluno precisa accadrà dall'autunno, mentre per il momento rimangono assolutamente liberi. Peccato che nessun cartello lo dica e ci sia quindi anche chi, parcheggiando, si guarda in giro per capire cosa, dove e quanto pagare, quanto che peraltro non sarebbe nemmeno ancora stato deciso. In ogni caso si tratta di una novità che ha raccolto un autentico e diffuso dissenso. Non sono troppo convinto di questo, è uno sfruttamento per la gente che viene, che si trova in difficoltà per parcheggiare. Non dovrebbero farlo, dovrebbe esserci un parcheggio gratuito per sempre. Secondo te? Allora, c'è abbastanza flusso di gente d'inverno, ma secondo me d'estate potrebbero anche un po' evitare. Già di per sé ci sono pochi parcheggi, io non so neanche quanto saranno le tasse anche semplicemente per un'ora di parcheggio, però secondo me dovrebbero mettere un parcheggio libero dove tutti quanti possono venire qua a sciare oppure a fare una camminata in montagna senza nessun tipo di problema. Delle strisce blu bisogna vedere quanta gente arriva, perché il Nevega non è che tanto si è frequentato per adesso, quindi non so. Vedremo se sarà fruttuoso per il comune di Belluno. A me non sembra bello, cioè non capisco perché proprio non ci rimanga lo spazio per essere più liberi, qualche macchina che viene. A che servono le strisce blu se non si fanno altre attrazioni principalmente per i giovani? A dire il vero, non tutti sono contrari. E ad essere meno critici sono proprio quelli che vengono da fuori. Lei fosse il primo che parcheggia sulle strisce blu? Sì, forse sì, oggi sì, come prima volta sì. Cosa ne pensa? Ma senza pagare? No, si paga sul blu. Però non adesso, non abbiamo ancora le colonnine, non c'è niente, quindi speriamo, dai, può essere una bella iniziativa. Se c'è un afflusso esagerato di turismo, per regolamentarlo e utilizzarlo anche per il bene della località. I lavoratori dell'area industriale di Longarone tirano un sospiro di sollievo. Dolomiti Bus ha garantito il collegamento adeguato da e per l'area industriale di Longarone nel periodo compreso tra il 4 ed il 22 agosto. Il tema era stato sollevato dai sindacati che nelle scorse settimane avevano scritto alla provincia dopo che dall'orario del servizio di trasporto pubblico erano sparite le corse dedicate ai lavoratori di quella zona. Il servizio è stato ripristinato e sarà garantito in coincidenza con le principali direttrici provenienti da tutte le zone della provincia. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.